Sono Ruggero Vinai, presidente del Comitato Paralimpico Veneto. Fare attività motoria, come sai, è molto importante. Allora abbiamo realizzato per te questo video di esercizi. Buon allenamento! Salve, sono Gerarda Soren, specialista dell'esercizio fisico. Oggi faremo una lezione di attività fisica adattata della durata di circa 30 minuti con esercizi che hanno l'obiettivo di mobilizzare bene le articolazioni e attivare la muscolatura. Lo faremo in compagnia della nostra atleta paralimpica Giulia Pertile. Salve Giulia! Ciao! Ma qual è la tua specialità, la tua disciplina sportiva? Sono stata a Ferrara, ho fatto la marcia e anche la staffetta. Quindi sei un'atleta che pratica atletica leggera? Sì, esatto. Benissimo, allora insieme... Siamo pronti a fare riscaldamento. Perfetto, allora iniziamo senza indugio il nostro riscaldamento. Giulia lo farà da in piedi, l'esercizio io lo farò da seduta. Mi raccomando, attenzione che il vostro campo di azione sia sgombro da ogni oggetto per evitare incidenti. Ricordatevi che qualsiasi movimento evochi dolore dovete fermarvi e aspettare tranquillamente lo scorrere della cassetta per riprendere l'esercizio successivo. Buon allenamento! Allora Giulia, partiamo! Andiamo semplicemente in circonduzione con tutte e due le spalle. Inspirando porto le spalle in alto e indietro, espirando porto le spalle basse avanti. Inspiro, porto le spalle alte dietro, espiro, basse avanti. Inspiro, porto le spalle alte dietro, espiro, bassi avanti. Inspiro ancora bene, bene, ampio movimento, e in questo movimento cercate di capire se le spalle si alzano nello stesso modo oppure se una spalla è un pochino più bassa dell'altra. Perfetto. A questo punto Giulia, cosa dici? Possiamo guardare i nostri atleti a casa? Certo. E sollevare insieme a loro le spalle ed abbassarle? Inspiro, sollevo bene le spalle, espiro, abbasso le spalle. Mentre inspiro le sollevo, sento bene che il collo si incarcera tra le spalle, la testa quasi si blocca tra le spalle. Quando vado ad abbassare le spalle, sento che la testa si libera. Questo è molto importante. E finalmente possiamo portare una mano sul petto per ascoltare la nostra spalla che va in anteposizione e retroposizione. Quindi io porterò la spalla avanti, la spalla indietro, benissimo, la spalla avanti, la spalla indietro. Mentre fate questo movimento, se ti senti un pochino più in equilibrio, Giulia, puoi aprire un pochino di più le gambe, nel senso mantenere un'apertura di gambe maggiore per stare più equilibrata. Intanto la mia spalla semplicemente viene anteposta e retroposta. Provo a rifare lo stesso lavoro per 8 volte con l'altra spalla. Antepongo e retropongo questa spalla con dolcezza. Sentite un po' alla volta, perché è importante, man mano ripeterete questa cassetta, sentire anche come il braccio va in pronazione e in supinazione, assecondando bene il movimento. Lo ripetiamo ancora una volta. Benissimo, e ci siamo. Partiamo pure con le mani sulle ginocchia se siete seduti, partiamo con le braccia lungo i fianchi se invece siete in piedi. Possiamo semplicemente portare una spalla in circonduzione, poi l'altra, prima una spalla, poi l'altra, per poi iniziare una circonduzione un po' più ampia, portando magari la mano come se voleste detergere il sudore dalla fronte, perché siamo stanchi, iniziamo a sudare, no? La nostra attivazione muscolare sta facendo effetto. Un po' alla volta, se riusciamo, possiamo portare l'abbraccio addirittura oltre la testa, come sta facendo benissimo Giulia, bravissima, quasi nella
situazione come di pettinarsi i capelli. Ma siccome siamo ancora più bravi, noi possiamo lentamente portare il braccio anche disteso e cercare una ampiezza massima delle mie spalle, delle nostre spalle, che vanno tranquillamente a fare una circonduzione bella ampia. A questo punto, Giulia, possiamo prendere con una mano il polso e, chiudendo la mano, andare in circonduzione lentamente con il polso. Lo facciamo 4 volte in un senso, 4 volte nell'altro senso, aprendo anche la mano. Brava Giulia, perché un po' alla volta questo polso deve poter sbloccare anche il movimento delle dita. Proviamo a portare il polso in flessione, a portarlo in estensione, in flessione, in estensione, lavorando e giocando anche un pochino con le dita. Perfetto. E poi proviamo tutto dall'altra parte. Appoggiamo bene la mano intorno all'avambraccio, chiudiamo il polso e andiamo in circonduzione lenta, tranquillo, in modo da ascoltare bene se il polso di destra si sta muovendo come il polso di sinistra. Cambio giro con dolcezza. Ci sarà probabilmente un polso che è più abituato a muoversi e quindi è più mobile, l'altro è un pochino più rigido, ma noi in questa attivazione cerchiamo di riportarli tutti e due in apertura e chiusura con il polso, quindi in flessione e in estensione del polso. Cerchiamo, dicevo, di riportarli tutti e due con una ampiezza di movimento adeguata. Giusto Giulia? Sì. Benissimo. E poi cosa possiamo fare adesso? Intrecciamo bene le dita. Allora, tutti e due i polsi ruotano uno sull'altro facendo una bella circonduzione, per poi allungare bene le braccia verso il basso, sentendo bene stirare i muscoli dell'avambraccio. Ritorno, ripropongo questo movimento di scioltezza di entrambi i polsi per poi allungare in avanti bene la muscolatura. Ritorno, ripropongo bene un movimento di scioltezza e vediamo Giulia se arriviamo bene in alto. Bravissima, la Giulia ci ha addirittura anticipato. Ritorno e ripeto, magari girando i polsi al contrario. È un movimento magari più inconsueto, quindi faremo un po' più fatica. Lo stesso, allunghiamo le braccia verso il basso. Ritorno, giriamo i polsi, quindi in circonduzione bene questi due polsi intrecciati con le dita bene intrecciate, li allunghiamo in avanti e per ultima volta, con calma, lentamente, li allunghiamo verso l'alto. A questo punto, riportando bene giù le braccia lungo i fianchi, sentiamo le nostre spalle più sciolte. Andiamo a chiudere e ad aprire le mani. Per noi è molto importante aprire le mani perché le nostre dita lavorano tutto il giorno in flessione. Quindi Giulia, estendiamo bene le nostre 10 dita e proviamo ad estenderle una volta portando le braccia in avanti, una volta portando le braccia in fuori, una volta portando le braccia in alto. Riproviamo bene in avanti, in fuori, in alto. Perfetto, per poi arrivare Giulia a fare questo bellissimo movimento. Io parto con i pugni chiusi, allungo bene tutte e due le braccia in avanti, distendo bene le mani, apro come se fosse un fiore proprio le due mani e vado ad aprire entrambe le braccia portando le dita all'indietro. Sentirò bene tirare i pettorali, vero? Ritorno lentamente, richiudo il fiore e riporto giù bene le braccia lungo i fianchi. Com'era quest'ultimo esercizio? Intenso? Bene? Bene. Allora ripartiamo, riporto le mani chiuse, apro le mani, le distendo, apro le dita come se fosse un fiore, apro completamente bene le braccia, sento l'estensione dei pettorali, sento l'estensione dei muscoli del braccio anteriormente, per poi ritornare, richiudere e riportare le braccia a riposo. Lo ripeto per l'ultima volta perché
È sempre importante fare una ripetizione in più per sentire bene questa apertura, e questa apertura, inspirando, ci darà anche quella gioia di vivere finalmente, no? Quella liberazione di energia che ci dà questa possibilità di seduta. Ora possiamo portare un braccio bene dietro la testa, aprire bene il gomito, porto anche l'altro braccio, apro bene il gomito, per poi lasciare la tensione riportando le braccia lungo i fianchi. Nuovamente vado, apro, apro e lentamente ritorno. La mano si appoggia dietro la testa come se volesse accarezzare i capelli. Si aprono bene i gomiti, si richiude lentamente. Proviamo a farlo ispirando. Cosa dici? Inspiro bene, porto un braccio, inspiro, porto l'altro, apro bene i gomiti senza spingere con le mani la testa, mi raccomando, e ritorno. Riproviamo un'ultima volta, appoggio una mano, appoggio l'altra, apro bene i gomiti e finalmente ritorniamo con le braccia lungo i fianchi. Abbiamo bene le braccia distese lungo i fianchi, sistemiamo bene le spalle in apertura, incliniamo quindi la testa a destra, guardando bene la telecamera, ritorno al centro, inclino la testa a sinistra, ritorno bene al centro. Inclino nuovamente la testa a destra cercando di tenere ferma bene la spalla a sinistra, ritorno al centro, inclino la testa a sinistra cercando di tenere bene ferma la spalla a destra, ritorno bene al centro. Appoggiamo adesso una mano sopra la testa e cerchiamo di andare con le dita a prendere l'orecchio opposto. Incliniamo nuovamente la testa lateralmente. In questa posizione voi sentirete tirare un pochino di più, la tensione diventerà maggiore sul collo lateralmente, fino quasi a percepire la tensione fino alla punta della spalla. Buttiamo fuori tutta l'aria che abbiamo e ritorniamo tranquillamente. Cambio l'altra parte, appoggio la mano sopra la testa, vado a cercarmi l'orecchio, inclino, cerco di mantenere il busto bene diritto, vero Giulia? Sì. Riusciamo a essere dritte, alte, benissimo, butto fuori l'aria con lentezza, sento lo stiramento del muscolo, della muscolatura laterale del collo e ritorno bene al centro. Ora possiamo provare a ruotare la testa a destra, lentamente buttando fuori l'aria, inspirando ritorno bene al centro. Ancora riproviamo verso destra, inspiro, ritorno bene al centro. Ruoto adesso la testa a sinistra, lentamente buttando fuori l'aria, inspiro, ritorno al centro. Ruoto nuovamente la testa a sinistra, buttando fuori l'aria, inspiro, ritorno al centro. Riproviamo a ruotare la testa verso destra con anche gli occhi che cercano di guardare più indietro possibile mentre la mia spalla a sinistra sta ferma e ritorno al centro. Lo ripetiamo ancora dalla stessa parte, Giulia? Vediamo se funziona? Ritorno al centro e lo ripetiamo 2 volte anche dalla parte opposta. Cerchiamo di ruotare occhi e testa in modo da guardare più indietro possibile mentre la spalla destra rimane ferma. Ancora ruoto verso sinistra la testa mentre la spalla destra rimane ferma. A questo punto, per completare gli esercizi della testa, fletto il capo in basso. Immaginate di dover guardare il primo bottone della vostra maglietta. Inspiro, raddrizzo la testa. Fletto il capo in basso, butto bene fuori tutta l'aria, bravissima Giulia, inspiro, alzo la testa, per una terza volta fletto il capo in avanti, inspiro. Proviamo a divertirci a guardare ancora il nostro monitor e mentre continuo a guardare il monitor fletto il capo in avanti. Ci verrà un'espressione un po' truce. Sorridiamo e risaliamo con la testa.
Riproviamo ancora una volta. Questo movimento serve per sbloccare bene gli occhi, il movimento degli occhi rispetto al movimento della testa, rilassando le cervicali. Bravissima Giulia! A questo punto direi che ti puoi sedere anche tu con me. Quindi atleti tutti seduti adesso sulla nostra sedia. Se la nostra sedia è un pochino troppo alta, ricordiamoci che possiamo semplicemente mettere un piccolo supporto sotto come il nostro materassino per avere una seduta adeguata. A questo punto, seduti bene, andiamo staccati dal nostro schienale, andiamo a fare le vele. Le vele si fanno in questo modo. Io sono messa di fianco in modo da far vedere anche di fianco il movimento, Giulia è davanti a voi. Allora, lentamente l'aria arriva da dietro, io inspirando sento che il busto si inarca bene, le braccia vanno bene dietro, espirando sento che l'aria viene davanti al busto e io faccio una leggera gobba, una cifosi della mia schiena completa con la testa che si flette in avanti. Bravissima Giulia, riproviamo inspirando, sento bene il busto che si inarca, le spalle bene aperte, le braccia dietro, l'aria viene da dietro, mi spinge la vela in avanti. Adesso espirando sento che l'aria viene davanti, butto fuori l'aria, fletto un pochino la testa, lascia proprio flessa tranquilla la testa, butto fuori l'aria e sento una cifosi, una gobba sulla mia schiena. Riproviamolo ancora una volta. È un movimento liberatorio per la schiena che finalmente va ad inarcarsi e a ingobbirsi cercando il massimo della sua apertura. Ancora una quarta volta, perché è liberatorio questo movimento, lo dovete sentire proprio come un movimento che finalmente rimette in movimento tutta la nostra schiena. A questo punto possiamo premere un pochino sul tallone destro per sollevare il braccio sinistro, alzarlo e fare come una grande C, allungando bene tutto il fianco. Ritorno, premo sul tallone sinistro, allungo il braccio destro in alto e faccio come una grande C. Ritorno, premo sul tallone destro, allungo bene il braccio in alto, faccio una grande C. Ritorno, premo sul tallone sinistro, allungo bene il braccio destro facendo questa grande C. Io e Giulia stiamo lavorando in maniera speculare a specchio. Ultimo esercizio che andiamo a fare per il nostro busto è quello di torsione, per cui appoggiamo la mano sinistra sul ginocchio destro e col mano destra andiamo oltre, se riusciamo, il nostro schienale per fare una bella torsione del busto. Giriamo anche la testa indietro, buttando bene fuori l'aria, inspiro, ritorno al centro. Cambio dall'altro lato, mano destra sul ginocchio sinistro, appoggio se riesco il braccio dietro sullo schienale, ruoto la testa. Giulia, cosa vediamo dietro? Bebevio! La vedi anche tu? Ritorno e ritorno bene al centro. Ripeto ancora, appoggio, ruoto, butto bene fuori l'aria, guardo bene dietro se riesco a vedere dietro la mia stanza cosa c'è, inspiro, ritorno al centro e cambio dall'altra parte. Appoggio la mano destra sul ginocchio sinistro, ruoto bene verso sinistra, anche la testa, ritorno lentamente al centro. Portiamo entrambe le mani sulla pancia adesso e proviamo a sentire l'attivazione del core. Il core è molto importante, Giulia. Proviamo a portarli dentro l'ombelico, buttando fuori l'aria, inspiro, rilasso. Porto dentro l'ombelico buttando fuori l'aria, inspiro, rilasso. Perché è importante questa attivazione? Continuiamo a farla intanto che ve lo spiego. Serve per riuscire a creare una pancera naturale nella nostra
schiena che mantiene e sostiene la schiena. Senti bene questi addominali, come si contraggono, come si rilassano? Tutto bene, Giulia? Sì. Benissimo. Allora, mantenendo questa contrazione, questo ombelico un pochino risucchiato, adesso portiamo pure le braccia lungo i fianchi e andiamo a stendere una gamba il più possibile con la punta a martello. Lo potete fare a terra come lo faccio io, oppure lo potete fare con la gamba bella tesa alta come lo fa la nostra atleta, giustamente. Riappoggio, cambio l'altra gamba, stesso lavoro, punta bene a martello, ritorno e ripeto questo movimento per altre 8 volte, perché è importante riattivare bene la muscolatura. In questo modo sentiremo bene la tensione sulla coscia, continuando, buttando fuori l'aria quando stendo la gamba, e sentirò la coscia rilassata invece quando andrò a piegare e a riappoggiare il piede a terra. Benissimo, siamo a 6. Possiamo andare avanti fino a 10, Giulia, giusto? Vado. 8, benissimo. 9, benissimo. E l'ultimo. E stop. I piedi sono ben appoggiati a terra. Adesso vado a sollevarmi sull'avampiede e a sollevarmi sui talloni, facendo questa flessione dorsale plantare della mia caviglia in modo da mobilizzare bene tutte e due le caviglie. Continuo questo movimento di flessione dorsale, flessione plantare, portando il peso del corpo sull'avampiede e sul tallone alternativamente. Abbiamo ancora l'ombelico risucchiato? Ce l'abbiamo fatta a tenerlo? Giulia, cosa dici? Ce l'abbiamo? Sì. Siamo dei veri atleti, forza, benissimo. Finché alla 10ª ripetizione ci fermiamo un attimo, ci rilassiamo con il nostro busto per riattivarci nuovamente e ripetere questi esercizi perché sono importanti. Vado e stendo la gamba a punta martello, ritorno, cambio l'altra, ritorno, potete farlo anche col piede col tallone a terra, ritorno, cambio l'altra, ritorno. Ascoltate, proprio se volete mettete la mano sulla coscia per sentire come si contrae bene la coscia mentre io vado a stendere la gamba. Siamo a 7, bravissima Giulia, sento che i muscoli delle gambe finalmente si attivano, anche i tuoi? Benissimo, è così intenta a fare l'esercizio che non riesce neanche a parlare. Partiamo con l'altro esercizio, Giulia. Andiamo a sollevarci sugli avampiedi e sui talloni di nuovo per 10 volte. Sono esercizi di attivazione importantissimi per le nostre gambe che devono mantenersi elastiche, attive, soprattutto la circolazione deve sempre ritornare al cuore. E nel momento in cui io vado a fare questo movimento, la circolazione ritorna più facilmente al cuore. Bravissima! Finalmente ci possiamo alzare. Proviamo ad alzarci e sederci sulla sedia per 10 volte. Ogni volta che mi alzo butto fuori l'aria, inspiro mentre scendo. Quando mi alzo provo a premere sui talloni, inspiro mentre scendo. E vado ancora. E siamo a 5. Avete visto che se vi manca un po' l'equilibrio potete usare un bastone come lo sto facendo io per fare questo movimento più in sicurezza. Se invece siete un atleti provetti potete fare come Giulia. Siamo a 8, bravissima Giulia, siamo a 9 e per l'ultima volta buttando fuori l'aria per poi tornare seduti al nostro posto. Possiamo distendere una gamba in avanti e portare in circonduzione bene il piede, ruotando bene il piede in un senso e nell'altro, per poi cambiare l'altro piede. Importante è lo sblocco dell'articolazione della caviglia. L'abbiamo fatto in flessione plantare e flessione dorsale, adesso lo facciamo nella circonduzione.
in un senso e nell'altro. Riappoggio bene entrambi i piedi. Come sei, Giulia? Sei stanco? Possiamo riprovare altri 10? Sì. Allora per altre 10 volte ci alzeremo dalla sedia. Ok. Ma questa volta, mentre ci siederemo, porteremo il braccio in alto. Quindi partiamo pure col braccio in alto, Giulia. Andiamo a sollevarci portando giù il braccio. Ritorno, inspirando porto sul braccio. Sempre lo stesso, butto fuori l'aria, inspiro, butto fuori l'aria, inspiro, butto fuori l'aria, inspiro, butto fuori l'aria, inspiro e vado avanti così per altre 4 volte. Se il vostro ritmo è più lento del nostro, non vi preoccupate. Mantenete comunque il nostro tempo di azione, farete meno ripetizioni. Col proseguo degli allenamenti vedrete che anche voi sarete in grado di fare come noi 10 volte. Ci fermiamo, Giulia, portiamo pure giù il braccio. A questo punto possiamo semplicemente allungare la gamba a terra e cercare di prendere il piede con la mano corrispondente. L'altro braccio, se vuoi, Giulia, puoi poggiare il gomito sul ginocchio in modo da essere più tranquilla, più rilassata. Come ti trovi? Bene. È una posizione comoda? Sì. Io sono convinta che il letto è più comodo per dormire, però si può stare anche in questa posizione, hai ragione. Vado a stirare bene la muscolatura della coscia posteriore e poi appoggio, ripiego bene la gamba, risalgo con la schiena e vado a fare lo stesso lavoro dall'altra parte. Allungo bene il braccio, sento la muscolatura della coscia posteriore che si tende, che si stira. È un bellissimo stretching per tutto l'arto inferiore. Sentiremo forse un pochino di tensione anche nella schiena, nella zona lombare, e non è detto che io debba riuscire a prendere il piede. Qualcuno di voi magari arriverà semplicemente a ad appoggiare la mano sulla tibia o sul ginocchio. Non vi preoccupate, con gli allenamenti migliorerete. Riappoggio e per la terza e ultima volta andremo a fare i nostri piegamenti alzandoci e sedendoci dalla sedia. Quale braccio avevamo usato prima, Giulia? Allora adesso direi di usare l'altro, cosa dici? Partiamo col braccio sinistro bello alto? Forza via, butto fuori l'aria, inspiro, butto fuori l'aria, inspiro, bravissimi. So che al di là della telecamera ci sono degli atleti che si stanno allenando con noi, bravissimi. Siamo a 5 e possiamo arrivare anche qui a 10 ripetizioni, cercando di tenere bene le ginocchia, mi raccomando, in linea con i piedi, non avvicinatele tra di loro mentre vi sollevate, mentre vi raddrizzate. Bravissima Giulia, ce ne mancano ancora 2, ce l'abbiamo quasi fatta. E l'ultimo, la Giulia è più veloce di me addirittura, va benissimo Giulia. Ci fermiamo per posizionarci adesso dietro le sedie. Benissimo, ci solleviamo, andiamo dietro la nostra sedia, appoggiando bene le mani per mantenere bene l'equilibrio. Iniziamo a spingere su un avampiede e sull'altro, sollevandoci alternativamente sulle punte, in modo da sentire questo spostamento del corpo da destra a sinistra, da destra a sinistra. La nostra atleta ha molta fretta oggi, vero Giulia? Sì. Sei velocista, io lo so, fai le corse, quindi lo fai molto velocemente, potete farlo più lentamente come me o più velocemente come Giulia. Una volta effettuato questo movimento, vado a stendere una gamba dietro, appoggio bene il tallone dietro a terra e vado a fare lo stretching sul mio polpaccio. Il tallone a terra bene appoggiato, il ginocchio ben disteso,
sentirò tirare bene il polpaccio. Da questa posizione, Giulia, cosa facciamo? Andiamo in rullata con il piede, giusto? Sollevandoci sull'avampiede e ritornando sul tallone? Per 10 volte, lentamente, salgo e scendo rullando bene sul tallone. Le due mani, come fa giustamente Giulia, servono perché se appoggiandosi sulla sedia mi danno equilibrio. Siamo a 7, bravissima Giulia, 8, 9 e l'ultimo 10. Andiamo a cambiare piede dolcemente, vado prima ad appoggiare bene il tallone dietro a terra, sento lo stretching sul polpaccio, la gamba ben distesa, braccia ben appoggiate, busto bello diritto, così come è Giulia, così come sono io, e da questa posizione, Giulia, come prima, andiamo a fare una bella rullata sul nostro piede, cercando di sentire bene questo piede che va a rullare finché non si appoggia solo sull'avampiede per poi tornare sul tallone. Più o meno velocemente, a seconda che siete degli atleti più o meno datati, mi viene da dire, no Giulia? Tu sei giovane, io ho qualche anno in più e quindi lo faccio più lentamente, ok? Sì. Perfetto, benissimo. Riportiamo bene tutte e due le gambe bene aperte e proviamo a spostare il peso del corpo da una parte e dall'altra, piegando bene entrambe le gambe. Anche qui, soprattutto per chi ha problemi di equilibrio, mi raccomando, mani appoggiate sulla sedia, perché io devo andare a sentire bene la mia capacità di appoggiarmi su un piede e sull'altro alternativamente. Benissimo. Concluderemo il nostro allenamento con un semplice bastone, che può essere il bastone che voi trovate a casa della scopa, oppure anche il bastone dell'armadio. Perfetto, a tra pochissimo. Eccoci per l'ultima parte della lezione. Prendiamo il bastone con tutte e due le mani a passo bello largo, portiamo il bastone alle spalle e riportiamolo verso le cosce. Butto fuori l'aria quando lo porto verso le spalle, inspirando lo porto verso le cosce. Quando espiro sento che le scapole si avvicinano bene, quando riporto giù il bastone le spalle ritornano normali. Via. Espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Bravissima. Portiamo anche il bastone oltre la testa, quindi verso l'alto, riporto alle spalle e lo riporto giù. Per altre 8 volte allunghiamo verso l'alto e mentre allungo il bastone verso l'alto ritrovo quell'ombelico risucchiato che facevamo quando eravamo seduti, in posizione seduta. Semplicemente butto fuori l'aria mentre salgo, inspiro mentre ritorno, butto fuori l'aria mentre salgo, inspiro mentre ritorno. Un'ultima volta, bravissima Giulia. Direi che a questo punto siamo pronti per provare la canoa. È uno sport nuovo per te, perché tu fai atletica, ma tutti possiamo cimentarci in una canoa e immaginiamo proprio anche il movimento di gamba, proprio per sentire anche il movimento sulle anche. Con dolcezza, lentamente, facciamo questa torsione leggera del busto in modo da vogare bene con questo bastone, immaginando di portare il remo in acqua da una parte e dall'altra. Come si sta in canoa? Bene. Bene? Allora proviamo a tornare anche indietro, cosa dici? Benissimo, in questo modo io andrò ad aprire bene le spalle facendo quella torsione che abbiamo attivato prima quando eravamo all'inizio della lezione. Siamo quasi rientrati al porto, quindi arrivate a riva, possiamo appoggiare il nostro bastone a terra e con tutte e due le mani sopra il bastone descrivere dei cerchi con le mani
cercando di sentire proprio l'attivazione della muscolatura delle spalle che vanno avanti e indietro. Facciamo anche 8 giri nell'altro senso, cosa dici Giulia? Certo. Benissimo, Giulia non si stanca mai, si vede proprio che è un atleta. Spero che anche voi non vi stiate stancando, ma siate arrivati quasi al termine delle lezioni insieme a noi. Benissimo. Prima, dietro la sedia, avevamo fatto un movimento con le gambe ben aperte di spostamento del peso del corpo da una parte e dall'altra, quindi appoggiando bene il bastone a terra. Ricordatevi che questo non mantiene l'equilibrio come la sedia perché non è ben fisso. Con le gambe ben aperte vado a piegarmi su una gamba e sull'altra alternativamente, cercando proprio di spostare il peso del corpo da una parte e dall'altra, effettuando quegli affondi laterali che Giulia avrà fatto centinaia di volte nei suoi allenamenti, vero Giulia? Sì, sempre. Benissimo. Lo ripetiamo con un equilibrio un po' più precario rispetto a prima, perché prima eravamo appoggiati sulla sedia, era più semplice. Se qualcuno di voi a casa fa fatica con l'equilibrio, può ripeterli tranquillamente con la sedia. Benissimo. A questo punto, Giulia, secondo me, non ci resta che salutare i nostri amici con un ultimo esercizio in cui andiamo ad appoggiarci con i piedi aperti come le anche, ad ascoltare il nostro corpo che si allunga bene verso l'alto, si distende bene verso l'alto e lo sentiamo se si è ben rilassato e nello stesso tempo attivato. Come ti senti? Come le articolazioni sono bene sciolte? Bene, sì. Benissimo. La muscolatura è ben attiva? Sì. Benissimo. Al termine della nostra seduta possiamo ascoltare adesso con i piedi aperti come le anche, appoggiati bene, come abbiamo radicato bene i piedi che si sono ben mobilizzati, come possiamo allungarci verso l'alto con la pancia, con questo ombelico che ha creato un pochino la nostra panciera, la testa bene in allungo con le spalle basse e ascoltando il nostro corpo sentiamo come le articolazioni si sono sciolte e i nostri muscoli si sono attivati. Come stai adesso, Giulia? Io bene, grazie. Benissimo. Allora, sollevando il bastone, mantenendo l'equilibrio, che è importante, proviamo adesso a immaginarci tutti insieme come degli schermidori. Quindi, sei pronta? Io sì. In guardia! Insieme a Bebe Vio! Ciao a tutti! Buon allenamento!